Preparate i mi piace e le condivisioni, che il video è iniziato. Signore e signori, e boccacci, Diego Laurenti. Ben trovati! Ormai è innegabile che ci stiamo vedendo molto più spesso perché sto facendo più video, sono ritornato pienamente attivo su YouTube, sto già mettendo in piedi i prossimi format che usciranno anche su Facebook, su YouTube e su Instagram. Come sempre vi chiedo di seguirmi anche su Instagram, su YouTube e su Facebook qualora non mi seguiate di là, ma soprattutto benvenuti ragazzi, sciaccarilli maccheroni belli belli! Che bello potervi rivedere e che bello sapere che ancora una volta avete premuto play e vi siete collegati. Se lo avete appena fatto, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciatemi un commento qua sotto. Uno dei prossimi format che arriverà di nuovo qui sul canale è Spotted. Ho fatto un video dove vi ho lasciato il numero WhatsApp, ma ve lo faccio ricomparire qua sotto qualora non lo sappiate. Spotted è un format in cui io ascolto i vostri messaggi vocali di sfogo verso qualsiasi persona, cosa o essere vivente al mondo, camuffo la voce e poi li commento con un qualche ospite che viene qui da me. Quindi se volete inviate il vostro messaggio vocale, potete anche dire nome e cognome della vittima e ci divertiremo a sentire cosa avevate chiuso dentro. Vi voglio ringraziare sempre per tutto il supporto, vi ricordo di seguirmi su Instagram perché su Instagram spesso faccio i sondaggi imbarazzanti, vi faccio vedere cosa faccio durante la giornata e a proposito di cosa faccio durante la giornata. Ma prima di continuare, come sempre, chiaffo magico e si cambia lo studio. Come dicevo, avevo pensato anche di fare dei vlog settimanali dove vi facevo vivere con me tutta la mia settimana. Se la cosa vi piace, mi fa piacere, fatemelo sapere qua sotto con un commento. Voglio sapere voi che cosa ne pensate di sta cosa, perché io giuro che leggo tutti con me, cioè io vado sempre a leggere. Chiaramente rispondere a tutti i commenti sarebbe impossibile, e se vi dicessi che potrei rispondere a tutti quanti sarei un bugiardo, e visto che non sono bugiardo vi dico la verità, io li leggo tutti, ma non riesco a rispondere a tutti. Voglio ringraziare gli sponsor della pagina che sono Abnormal 4.0 che trovate anche su Instagram e su Facebook, e Auto Sannino che pure supporta la nostra pagina e mi dà la possibilità di fare questi video. Insomma, nei commenti io voglio sapere se vi piacerebbe vivere insieme a me tutto quello che succede durante la settimana in un unico video di 4, 5, 6 minuti o meno, e entro 2-3 giorni mi arriverà pure il computer, quindi farò un video dove monterò l'altra stanza per il gaming e comincerò a fare tutto gaming in VR, quindi col visore che là capisci a me che vai proprio in due giochi e più giallo, e già immagino quanto sarà divertente fare i giochi horror con il visore. Vabbè, ma comunque oggi parliamo di una cosa importante. La scuola è una cosa importante e quindi dobbiamo fare una bella ripetizione di tutte le tabelline, perché sono importanti, ragazzi, le tabelline sono importanti, sono la base. Ho trovato degli esperti in matematica e quindi ve li voglio far vedere subito. Facciamoci un riconto, 5 per 5. 25 5. 5 per 5 5. Ok. Va bene. 4 per 3. 3 4 per 3 lasci. 12 è facile, Battevo di tutto. dobbiamo chiamare qualche ingegnere. 4 per 3 è facile. È facile, Quattro. tu abiti facile. 4 voto 3. No, quello facile, stiamo scherzando. 4 voto 3. 4 per 3. 4 8 3, quindi allora 4 per 3 fa 3 3 3 3. È team. Ah, boia, ma la tre. cima è una cosa più semplice. E una cosa più semplice di questa è respirare. Se non sappiamo fare nemmeno quello, murim. 2 per 1. 1, esatto. 2 per 1 fa 1. Che se già sai. Ok, sta. No, infatti. Oi, tu basta che ti impegni. Solo Quattro- questo, però. 4 per 1. È facile, la sa, io lo so che la sa. Vai. No, è mai sbagliato questo. Ok. No, niente ok, no, è sbagliato. 4 per 1, 1. 5 per 2. Già stai andando nella laurea così. 6. 5 per 2 6. Mi trovo. 8 per 3. Qua già lo so, Wagyu. Lo so. Ma me la dice. 8 per 3. 8 per 3? 5. No. 8. 8, bravi. Avete visto che lo sapevo? 10 per 1. 10 per 1 è troppo facile, me la dice a occhi chiusi. 10 per 1. 100. 100. Oi. 10 per 1 fa 100. 7 per 3. 7 per 3 l'ho già detto prima. 7 per 3 è facilissimo. Invece per te è facile. Per me no. Troppo facile, la sai sicuro. 21. No, hai sbagliato. Allora ma sai che fa? Non me le dici più le tabelline, ma me le faccio dire da una vera esperta di tabelline. 5 per 2, 5 per 2, 5 per 2, fagli sentire a quello come si fa. 48, Come è arrivata fino a 48? Comunque sì, è 48. 9 per 4, 40, 4 che ti impidava 6 con il resto di 2. 43, 43.
Il prezzo è giusto, che staranno i numeri sta giornata. 7 per 7? 45. 45 signore e signori, ecco qua, prossimo numero estratto, vediamo, nuova cartella. 5 per 3? 5 per 3? 50. 5 per 3 quando fai? 50? 54. 5 per 3 54, 5 per 1 5, 5 per 2 31, 5 per 3 54, 2 per 2? 2 per 2, 40. 42, 48. no, 42, 3 per 3? 3 per 3, 6. 3 per 3 6, o prima a cui si è avvicinato è 3 per 3 6, accetti più questo. Sai, e me il socio, la sa che già, io il socio, la sa che già, ne tengo andando a me perché sono un po' scioccato. Un po' scioccata, da cosa? 7 per 7? 43. 43, è già cambiato, vedi che variano pure, che dipende dalle condizioni meteo. 8 per 9? 45. 45, esatto, è proprio 45. 9 per 10? 46. 9 per 10, 46 pure lo possiamo accettare, ce lo portiamo a casa. 5 per 8? E 5 per 8 la sa come le sue tasche. 58. 58, vedi, fa pure rima. 6 per 8? 68 io direi. 46. Ah no, 46, accetto pure questo. 4 per 12? 40. 4 per 2 fa 42, sicuro. 43. Scacchi, sono andato vicino. È socio, mica. Bravo. È socio. No, si vede. Abbiamo una mano a mano si impara. Sì, infatti, quello... Di per qua. I verbi sai? Quali verbi? O verbo essere. Il verbo essere è facile. Come si dice? Non mi ricordo tanto. Allora diciamo... Io 48, tu 56, egli 71. 1 per 1? 1. Ok, 2 per 1? 2. giustissimo. 3 per 1? 3. Ma c'è una miglioria, lo Spirito Santo è entrato in lei. 2 per 2? 2. Ecco qua, già siamo caduti un'altra volta a facciandere. 3 per 3? 6. 3 per 3, 6. Almeno su questo c'è anche una convinzione e una coerenza. 4 per 4? 48. 48. 4 per 4 fa 48. 5 per 5? 55. 55, sì, fa rima. 6 per 6? 56. Senti, vabbè, provo con l'ultimo, perché ne ho uno veramente bravo. Aspettate, ne tenga uno bravo. 5 per 1, Vedete? Io lo sapevo che potevo puntare su lui. 5 per 2, 6, E che ha fatto una figura in merda, ok. 5 per 3, 7. 9, Ah no, 9, ne ha saltati 2. 5 per 4, 8. È tornata a rete, cioè 5 per 4 è minore di 5 per 3. minchia, come cazzo fai a saperle? Allora io sta a scuola. E certo che gli viene una quinta ma... Io non ho capito proprio niente, ma comunque io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sempre qua sotto se vi piace l'idea che cominci a fare dei vlog settimanali e che vi farò tutto il video dove vi faccio vedere la casa e soprattutto la preparazione della stanza gaming. Quindi lasciate un commento qua sotto, lascia un mi piace a questo video e se non sei ancora iscritto iscriviti al canale YouTube che per me è molto importante. Ma me ne vado perché è partita la musichetta, sentite? Però quando parte la musichetta io me ne devo andare per forza perché sennò divento pazzo. Questa è la musichetta proprio per andarmene. Io quando mi scoccio vado con le persone, metto questa musichetta e via. E iscriviti al canale, seguimi su Instagram, @youtuber. Statevi bene, vi voglio bene, ciao.